Allora, in linea puramente teorica dovremmo essere online. In linea puramente teorica. Io ora non lo so, quindi andiamo a controllare. Non si aggiorna, perfetto, proprio come ci piace. Allora, se YouTube ci fa il piacere di caricarsi. Starà andando? Non lo so. Oh, bella Pie. Buonasera. Quindi mi confermi che sta andando? Ciao ragazzi, ciao. Io volevo... Oh, perfetto, sta andando, ok. Oh mio Dio ragazzi, si muore di caldo. Come state? Tutto a posto? Tanto fatemi spammare un po' la live, così almeno oggi siamo in tanti come l'altra volta che ci divertiamo, perché oggi vorrei fare delle cose carine, delle cose diverse. Tra l'altro Pie, io mi devo assolutamente recuperare la tua carriera, perché ho visto il primo episodio ma non ho visto il secondo, cioè ho visto l'episodio 0, non l'episodio 1, quindi me lo devo assolutamente recuperare. Allora, intanto faccio una storia così e la pubblichiamo. Magari scriviamo live al posto di love. Ma è incredibile, guarda, io vorrei saltare a piedi pari proprio a novembre, perché non si può. Non si può proprio. Allora, la tua quando riprende? Bella domanda. Allora, qua che mi dice il bitrate del microfono, probabilmente. Boh, me lo allontano un po' magari, ecco. Così dovrebbe andare meglio. Fatemi sapere voi com'è meglio. E la mia come quando riprende? Bella domanda. Io vorrei cominciarla il prima possibile, sinceramente. Vorrei cominciarla il prima possibile su Twitch, perché è l'unica piattaforma dove posso farla. Perché su YouTube mi rovinerebbe il canale, banalmente. Tanto io qua sto a cercare i link, non li trovo. Oh, link. Intanto scusate un attimo, giusto il tempo di spammare e ci sono. Perfetto, ok. Allora, l'ha pubblicata la storia? Credo di sì, perfetto. Allora, fatemi sapere se così mi sentite bene, perché ho bisogno di saperlo. Bella Miro, per me ora abbiamo fatto un'ottima campagna acquisti. Poi con Gaetano è perfetto, Forza Casta e 2. Ciao a tutti i miei fratelli rosso-blu. Ciao anche a te Robby. Un'ottima campagna acquisti non direi, anche perché Gaetano non è arrivato. La maggior parte di quelli che sono arrivati mi lasciano sinceramente dubbioso. Ottima no. Tra l'altro mi sto vedendo un attimo, scusate, sentirete un ritorno. Perfetto, ok. Si sente abbastanza bene, quindi io direi di lasciarlo anche così. Non capisco cosa cazzo vuole qua che mi dici il bitrate. Cosa vuoi? Cosa vuoi? È inferiore al bitrate consigliato. Quando chiude il mercato dovrebbe chiudere, se non mi sbaglio, il 1° settembre.
o giù di lì. Comunque quella è la data. Non dovrebbe essere più, cioè non dovrebbe essere né prima né dopo. Di solito è sempre il 1° settembre o comunque quella data lì, ma sono abbastanza sicuro che sia il 1° settembre. E intanto perdonatemi, vi chiedo costantemente consigli eccetera eccetera. Si vede e si sente bene perché sto facendo la live direttamente da OBS, quindi ho bisogno di vostri giudizi, ecco, per capire se sta funzionando o se devo ritornare alla vecchia maniera con StreamYard e tutto quanto. Sia perfetto sia video che audio, ma quello perché sono perfetto io, Matte, ovviamente. Scherzo, perfetto, perfetto. Grazie mille per il vostro feedback. Intanto mi accendo pure una luce perché comunque di caldo non ne sento ancora abbastanza ed è giusto che io lo senta ancora di più. Pietro, il tuo commento mi fa assolutamente ridere, specialmente per l'ortografia. Comunque, cosa si fa oggi? Oggi volevo fare una live, diciamo particolare, ecco, visto che non avevo idee per video da portare, perché gli argomenti non ce ne sono, cioè dovrei parlare di nuovo di uno scappato di casa che viene qui a fare il secondo portiere, sinceramente non ne trovo il senso. Quindi cosa facciamo oggi? Parliamo ovviamente sì di Cagliari, perché se no ci sentiamo male se non lo facciamo, ed è ovvio, ma vorrei anche unire, intanto buonasera a tutti, buonasera Emanuele, buonasera Michele, buonasera a tutti, un bacione. Vorrei unire anche una parte ludica che non è mai stata toccata sotto questo punto di vista sul canale, o meglio non come lo vorrei fare oggi. Quindi andremo a parlare di Cagliari, come ovvio che sia, e questa idea mi è venuto vedendo il video di Caressa. No, vedendo i vecchi video di Caressa, ho visto che ha pubblicato un nuovo video che ovviamente non ho visto su i giochi tipo dei quiz televisivi, perché ho visto tipo il coso de passaparola e ho pensato sarebbe carino fare questo giochino in live, questo giochino stupido come la merda, e quindi eccoci qua. Secondo me è una cosa molto interessante che unisce il lato YouTube dove parlo di Cagliari e l'altra mia, chiamiamola passione, che è il gaming, anche se questo proprio gaming non è che si possa definire, ecco. Però spero che vi possa piacere, perché se no parlare tutto il tempo di Cagliari poi diventa pesante. Io al posto di Gaetano prenderei Bonaventura a 0 e gli pagherei lo stipendio, e poi che dire in attacco, e poi Beresischi dalla Samp. Sinceramente no, per quanto a me piaccia Bonaventura e lo ritengo un giocatore ottimo, è abbastanza avanti con l'età. A sto punto mi prendo assolutamente Gaetano, che dire in attacco a me non piace, ha fatto bene in Serie B e al Mondiale, ma con il Frosinone in Serie A non mi sembra che abbia fatto tutto sto granché. Beresischi dalla Samp ma anche rotto tre quarti, cioè se hai Zortea non capisco che senso ha andare a prendere Beresischi, perché se tu mi devi andare a prendere Beresischi è inutile, cioè è un acquisto inutile se tu, per quanto io lo possa criticare, hai già uno come Zappa in rosa. Tanto vale che te tieni Zappa, è inutile che vai a spendere altri soldi per Beresischi. Gaetano chiede 15 milioni, De Laurentiis non può prenderlo. Non penso che chiede 15 milioni, De Laurentiis non può prenderlo il Cagliari a quelle cifre. Si cerca un giocatore che costi di meno, banalmente. Quando una cifra è esosa, e tra l'altro a me non risulta chiedano 15, però si vede che abbiamo fonti diverse. Esatto Michele, da quello che so io chiedono 8-9 milioni, che il Cagliari, da quello che so io, sembrerebbe intenzionato a pagare sotto forma di prestito con obbligo di riscatto, anche se l'intenzione era quella di prenderlo a titolo definitivo. Se tu non te lo puoi permettere, non lo prendi banalmente e te la prendi nel culo.
È così, se tu non hai soldi vai al risparmio. Se andando al risparmio non riesci a costruire una rosa, il presidente dovrebbe mettersi una mano sul cuore e capire che forse è il caso di farsi da parte. Viola Paoletti, per l'esperienza prendere anche Bonaventura sarebbe veramente troppo per una squadra che punta sui giovani, Gaetano tutta la vita, assolutamente. Tra l'altro io sono anche in disaccordo sia con Viola che con Pavoletti, non mi tiro indietro. Ribadisco, Viola secondo me è semplicemente un effetto di andare a prendere uno che l'anno scorso ha fatto bene, e per carità ha fatto bene, ma è stata una stagione straordinaria, nel senso che non era una stagione ordinaria da Viola, e secondo me il rinnovo gli è stato fatto anche con la speranza che lui possa replicare quello che ha fatto la scorsa stagione, ma così non sarà, io ne sono fermamente convinto, spero di essere smentito, ma ho le mie convinzioni. Pavoletti, cioè, se c'era da fare un rinnovo era di un anno, non era biennale. Beresischi mi sa di prefabbricato Ikea, ci è andata bene con Augello. Pensa che culo, esatto. Mi dispiace molto per Oristagno che il Cagliari non lo ha riscattato. Anche a me, perché secondo me con Oristagno e Gaetano dietro una punta avremmo fatto molto molto bene. Ciao Miro, compressi Sanchez assolutamente no. Bonaventura è molto duttile, sì, ma anche più avanti con l'età, quindi significa che nonostante sia un giocatore offensivo molto brevilineo e comunque tecnicamente scattante, con l'età la sua velocità si riduce e la sua zona di campo è abbastanza importante lì, essere rapido. Quindi non è un criticare il perché è avanti con l'età, è un dato di fatto. Non ho detto infatti che è scarso, ripeto, Bonaventura è un ottimo giocatore. Anch'io lo prenderei a zero, ma tralasciando che viene dalla Fiorentina e quindi ha un ingaggio abbastanza elevato, chi vai a togliere? Cioè, Bonaventura, dove lo fai giocare? Me lo fai giocare dietro le punte? Perché secondo me è un po' finito il momento Bonaventura, con tutto che è un ottimo giocatore, però è un po' finito. E a me mi ha svoltato il fantacalcio come Bonaventura, Come giudichi la politica sulle cessioni di questi 10 anni? Solo a me pare che il Cagliari non sappia cedere tra cifre ricavate minime e rescissioni a caso. Lasciamo perdere. Vogliamo parlare della stagione subito dopo la prima risalita in Serie A? Tanto ciao Soli, ciao Fabio, un bacione a tutti. Vogliamo parlare della prima stagione in Serie A con Rastelli? Dove cioè la fine della prima stagione in Serie A, del ritorno in Serie A, dove Bruno Alves, Di Gennaro, Isla, no, Padoin rimane, anzi Padoin rimane, niente, oggi sono dislessico. Comunque Padoin ha fatto ancora qualche anno al Cagliari, però Bruno Alves sicuro se ne andò, Isla sicuro se ne andò, Borriello se ne andò. Un botto dei giocatori che se ne andarono a parametro zero, anzi con la rescissione consensuale, che è ancora peggio. È una politica che non ha criteri, ma come molto di questo, di questa presidenza, quindi non mi stupisce. Fabio, ho visto le maglie, assolutamente sì. Cosa ne pensi? Io direi che stanno cucinando bene. Questi due kit mi sono piaciuti tanto. Poi ovviamente uscirà il classico video. Tra l'altro vi faccio questo spoiler, dai. Vi faccio vedere una cosina molto carina in anteprima. Apro un attimo Photoshop al volo. No, però mi devo aprire i commenti qui, perché sennò poi non vi leggo. Io credo che la prima maglia, secondo me, sarà molto simile a quella che fece Adidas il primo anno con il Cagliari, quindi con le maniche bianche e il logo dorato. Allora, vi faccio vedere questa cosa. Questo è il mio Photoshop, no? Che poi tra l'altro non sarebbe nemmeno effettivamente mio.
Però intanto ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, ora vi rispondo, vi volevo far vedere questa cosa. Come sapete io di solito pubblico sempre il video sulle maglie che escono. Ho preparato già la grafica, è quasi tutto pronto, devo aggiornare quella del Cagliari, ma vi faccio vedere in anteprima questa piccola chicca come saranno le grafiche del video delle maglie di quest'anno, visto che l'anno scorso in realtà non è uscito perché stavo traslocando qui. Vi faccio vedere più o meno come sarà. Questa è la grafica per il... vi tolgo pure le linee guida perché se no non vedo un cazzo. Questa è la grafica del video. Saranno tutte così. Mo devo aggiungere poi tutte le maglie che escono. Per il Como giustamente hanno deciso di farlo a figura intera, mica di far vedere solo la maglia. Per carità, tra l'altro, mio piccolo parere personale, una delle maglie più di merda per il momento di questa Serie A. Intanto ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Ora vi rispondo, non è che non vi leggo. Comunque vi volevo far vedere più o meno come sarà. Più o meno, no, questa è la grafica definitiva del video. Devo solo aspettare l'uscita di tutte le maglie. Però queste sono le grafiche. Pure il Lecce mica presentano la maglia, no, devono fare per forza la foto così. Comunque questo è quanto. Questo è quello che vi aspetta quando saranno uscite tutte le maglie. O meglio, si spera saranno uscite tutte le maglie, perché non sempre è così purtroppo. E voi questo non lo dovreste vedere, però va bene. Ok, niente di che, era il desktop. Comunque rispondo ai commenti che mi sono perso. Intanto ciao Mirko Cuore Rosso Blu, cosa ne pensi di Khedira? È un attaccante che a me non piace, sonderei altri profili, non mi stancherò mai di ripeterlo, tipo Brunori. Scusa, scopro live solo adesso, vai tranquillo. È vero che Giulini ha trovato 9 milioni del Gaetano che ha vinto all'otto, ma magari, guarda. Tu chi compreresti adesso attualmente, tralasciando già gli acquisti e le cessioni fatti fino adesso? Come prima punta Brunori, come trequartista Gaetano. Che voto daresti fino adesso al mercato del Cagliari? Con l'arrivo di Gaetano ti do un 6, banalissimo, niente di più e niente di meno. Tutto a posto Roberto, te? Ciao Gabriele, ciao Serafino, ciao a tutti. Ciao Fede, sono un tifoso della Fiorentina e cerco di seguire che di tutte le squadre e tu sei il mio punto di riferimento per il Cagliari. Grazie Fede, grazie mille, mi fa un sacco piacere. Grazie mille, veramente. Non lo so perché, ma ultimamente sto vedendo gente di altre squadre venire da me e mi fa sinceramente piacere. Quindi grazie mille. Grazie mille, veramente. C'è un qualche giocatore che prenderesti in ottica Fanta? Guarda, io sono abbastanza problematico per quanto riguarda l'ottica Fanta, perché io ho le mie fisse, ho i miei giocatori, quindi cerco sempre di prendere quelli. E ti dico, io quest'anno punterei di nuovo su Pulisic, perché è un giocatore che a me fa impazzire. E secondo me Morata al Milan può fare molto bene, è un giocatore da tenere d'occhio. E più o meno quasi tutto il Como potrebbe rendere bene, come si può aspettare possa rendere una neopromossa che fa bene, sia chiaro. Posso chiederti un parere sul Como? A te questo progetto ispira? Chiedo anche perché li incontrerete alla seconda giornata. È un progetto che mi ispira? Assolutamente sì. È un progetto che vedrà il boom fin dall'inizio? Assolutamente no. Nonostante stiano facendo secondo me le cose con cognizione di causa, è un progetto serio che sta cercando di costruirsi col tempo, con non acquisti esorbitanti ma acquisti giusti e mirati, per quanto i nomi sono comunque nomi importanti, perché Alberto Moreno, Pau Lopez, Reina, che vabbè ormai c'ha 80 anni per gamba, però vabbè, Dossena, Belotti, sono acquisti intelligenti, però secondo me ci vuole tempo per amalgamare il tutto e lì sarà la bravura di Fabregas a fare da spartiacque per questo momento. E domani, è vero, domani c'è l'amichevole che io non mi vedrò perché domani lavoro. E vai.
Chi sarà integrato prima dalla primavera quest'anno? Lo sai che non ne ho idea. Non ne ho idea perché non ho seguito la primavera. Quindi non so chi possa essere integrato. Visto che Catena è stato convocato, ma non so se ci punteranno. Forse Mutandua ancora? Solamente ultimamente il social network del Cagliari Calcio è migliorato di tanto, soprattutto molto più professionale e rende molto più partecipe il tifoso. Hanno fatto delle cose simpatiche, tipo il video di Addopo con la canzone Pi pa pa parapò. È stata una cosa molto molto simpatica. No, devo dire, stranamente ho avuto un approccio positivo con l'Instagram del Cagliari, che non mi capitava da tanto. Se non riusciamo a portare a Cagliari Gaetano, mi piacerebbe tantissimo riportare a Cagliari Nick Tressoldi. Ma anche no. Tressoldi sta bene lì. Rimanesse a Sassuolo. Ci fai un piccolo recap lato entrato del Cagliari a fine luglio? Vado a memoria, quindi non so di quanto vi possiate fidare. Allora, sono arrivati Sherry oggi. Sherry è arrivato oggi. Poi è arrivato Felici dalla Feral Pisalò a titolo definitivo. È arrivato Addopo dall'Atalanta in prestito. È arrivato Piccoli sempre dall'Atalanta in prestito. Poi è arrivato Zortea sempre dall'Atalanta a titolo definitivo. E mi pare siano finiti qua gli acquisti. Non mi sembra ce ne siano altri. Lato cessioni se n'è andato via Dossena, se n'è andato via Nandez, se n'è andato via... Ah vabbè, e rientro di Viola. Se n'è andato via Mancosu, se n'è andato via Resti, se ne sono andati via un botto sostanzialmente. Hanno preso anche un iracheno, ma io sapevo che c'erano tipo delle problematiche con quell'iracheno, ho letto. Ho letto del nostro Nzola in orbita Cagliari. Che ne pensi? Che farei carte false. Io per Nzola farei carte false per portarlo a Cagliari, perché secondo me è un attaccante che a Firenze forse è stato un po' troppo oscurato magari da Beltran, per quanto sinceramente io Beltran l'ho visto molto poco, metto le mani avanti, ma non mi è sembrato tutto questo gran giocatore. Però, ripeto, l'ho visto veramente pochissimo. Zola già l'ho visto di più e a livello di caratteristiche mi è piaciuto di più. Uno come Bonaventura da svincolato ti ispira? Io lo prenderei a mani bassissime. Sì, mi ispira, però se devo scegliere tra Gaetano e Bonaventura, io sinceramente mi scelgo Gaetano. Ti giuro che mi sono pentito di rinnovare l'abbonamento perché ho molta paura. Magari mi posso sbagliare. Guarda, te lo dico con tutto che io sono contro la dirigenza. Non sbagli mai a rinnovare l'abbonamento. Non potrai mai sbagliare, a prescindere da quello che sarà il risultato sportivo. Posso capire che ti possa dare fastidio dare i soldi a Giulini. Lo capisco e lo comprendo, perché lo stesso rancore che provo io a pagare 35 euro al mese da Zon e sapere che parte dei miei soldi vanno a Giulini. Però non sbagli mai. Non sbagli mai. Ma Curfalidis se ne va. Avevo letto di un interessamento del Cosenza. Notizia dell'ultima ora: un fondo estero intenzionato a comprarsi Tommaso Giolini e Nereo Bonato. Ma magari. Piccoli può essere la prima punta di riferimento. Al momento attuale è la prima punta di riferimento Piccoli. È l'unica prima punta di riferimento, perché Paoletti non è in condizione. Mutandua deve imparare, chiamiamolo Kingston perché Mutandua pare brutto, e Piccoli è l'unico che può essere considerato come prima punta di riferimento. Ah, non è Tressoldi del Sassuolo. Allora chiedo Venia. Non lo conosco, non l'ho mai visto. Io quest'anno, a differenza degli anni scorsi, mi sento più tranquillo. Per tutto quel che sta succedendo in questa sessione di mercato, l'unico problema è dove cavolo guarderò la partita. Ma quale partita? La partita di domani, se non mi sbaglio, la fanno su YouTube, quindi vai tranquillo. Io spero sempre che le facciano su YouTube, perché trovo
una cosa del Medioevo, trasmettere le amichevoli del Cagliari solo su videolinea e con il palinsesto bloccato da chi non è residente in Sardegna. È una cosa veramente aberrante. Nel 2024 vive ancora ste scene, è veramente imbarazzante. Miro, ma com'è la situazione sul fronte Gaetano? Da ciò che so io, Conte non ci punta e ha dato via libera. Da quello che so io, il Cagliari sta cercando di trovare l'accordo con il Napoli. Buonasera Manuel, buonasera. De Laurentiis, padre e figlio hanno preso in sandwich Giulini. C'è un ragazzo di nome David Pizzarro molto 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 forte. Io l'ho visto direttamente in Cile perché ho fatto lì l'Erasmus. È uno del 2005 che manda in doppia cifra, il cileno dell'Udinese. David Pizzarro, cioè si chiama come il vecchio centrocampista. Beh, il nome promette bene. Il nome promette decisamente bene. Sì, tutte le amichevoli verranno trasmesse su YouTube sul canale ufficiale del Cagliari. Ce l'hanno fatta a imparasse, Ce l'hanno fatta perché fino a qualche anno fa non era così scontata come cosa. Non era per niente scontata. Comunque, al momento attuale a me il contatore di OBS mi segna 26 persone. Non so se siano effettivamente 26. Piccolo recap di quello che ho detto prima. Questa sarà una live, diciamo, un po' diversa, perché andremo, come sempre, a parlare di Cagliari, perché veramente se non ci sentiamo male, se non ne parliamo. Però allo stesso tempo andremo a fare anche un contenuto molto simile a quelli che di solito vengono portati su Twitch, un po' più inerente al gaming. Non parleremo di giocare propriamente, però ho visto che è uscito un nuovo video di Caressa che fa uno di quei suoi giochini un po' così carini da fare così tanto per, e noi andremo a fare quei giochini che fa Caressa, tipo indovina il trasferimento, quello che è uscito penso qualche giorno, qualche ora fa, di tipo passaparola, che è molto carino, e lo andremo a fare insieme, così uniamo l'utile al dilettevole, anche per rendere meno monotona e meno pesante la live. Vorrei cercare di incanalarla in questa via, se a voi piace. Se a voi non piace, mi dispiace. No, oggi volevo farla così. Al Bayern c'era una Claudio Pizzarro punta, assolutamente sì. Volevo dire un bel nome che il Cagliari non punta per niente e che so a Cagliari verrebbe a nuoto. Florenzi del Cosenza. Lo avrei preso anch'io, il buon Aldo Florenzi. Scusa, ma su Gaetano si lavora a titolo definitivo o a prestito? Che io sappia, il Cagliari era intenzionato a prenderlo a titolo definitivo, ma vista la cifra che è abbastanza importante, perché stiamo parlando di 9 milioni, il Cagliari credo voglia provare in prestito in questo caso, a meno che non si abbassi di parecchio la cifra. Discorso Veroli, se non rinnova verrà ceduto in questa sessione di calciomercato. Io mi auguro che Veroli rimanga. Ti ho chiesto se vai su Facebook, condivido nel mio gruppo. Non ho Facebook, Sergio. Io non ho Facebook. Mi dispiace. O meglio, ce l'avevo. Però mi sono cancellato tipo un paio di anni fa. E non l'ho più rifatto perché non mi è mai piaciuto come social network. Dice mia nonna, le 3 città della Lombardia sono Milano, Brescia e Pavia. Io te lo dico ma tu non lo sai. Come si chiama la quarta città? E la prima sconfitta? Speriamo di no. Ma Muzzi fa ancora parte del direttivo? Credo di sì. Come è nata la tua passione per il Cagliari? Sei sardo o figlio di sardi e tifi Cagliari anche vivendo fuori, o ti sei appassionato così? Allora, innanzitutto ciao Luca e benvenuto, perché immagino che tu non mi conosca. Allora, come si sente dall'accento, decisamente io non sono sardo. Sono romano, nato e cresciuto a Roma, non ho genitori sardi, ma ho nonno da parte di mamma. Mio nonno era sardo, tifosissimo del Cagliari. Se mi dai il link di YouTube condivido subito. Guarda, basta che... Aspetta, mo perché non... Finisco di sta cosa perché sennò poi non mi ricordo.
nonno da parte di mamma, che purtroppo non ho mai conosciuto perché è morto poco prima che io nascessi, era un grande tifoso del Cagliari, ha trasmesso questa passione anche a mia madre e a mio zio, e loro di conseguenza l'hanno trasmessa a me, ed è per questo che tifo Cagliari. Nulla di così strano, ecco. Intanto a me non mi fa condividere il video. Bene, Sergio, non so come aiutarti, ti ringrazio per il pensiero, ma non riesco a condividere il link della live. Non so se qualcuno ci riesce, a me non me lo fa fare. Io qua vorrei alzare i bitrate che dicono che li devo alzare, ma non so come si alzano, quindi andrà bene così. L'offerta ufficiale è di 6 milioni per Gaetano, e fosse ottimo poi se Pereiro va con il Bari, Veroli e Radunovic, l'affare complessivo è di 15 milioni. Vabbè, è vero, perché Napoli e Bari hanno la stessa presidenza. Io sinceramente Veroli non lo venderei, anche perché mi permetterebbe di mandare via Azzi, e lo farei con piacere. Poi Radunovic e Pereiro andassero tranquillamente al Bari. Cosa ne pensi di Scerri? Probabilmente è uno scappato di casa. Molti mi hanno detto: ma tanto è il secondo portiere, cosa te ne frega? Perfetto. Se abbiamo preso una pippa, pregate Dio con le dita incrociate e con tutti i crocifissi in mano che potete, che Scuffet rimanga sano per tutto l'arco della stagione, perché poi sono cazzi. Preghiamo Dio che Scuffet non si faccia male, perché sinceramente io di un portiere peso per 300.000 euro dall'Albania non mi fido. Sono contento che le maglie non avranno più quella balena della Moby così brutta sulla pancia. Vabbè, quello è il loro logo. No, ma immaginavo, Luca, tranquillo. Tanto c'è anche un video sul canale in cui lo spiego in maniera un po' più approfondita. È uno dei video più visti. Quindi basta che vai sul canale, lo metti per maggior rilevanza l'ordine dei video, e sicuramente ti compare uno dei più visti. E lì la spiego un po' meglio. Ma tranquillo, ti ringrazio per il pensiero, Sergio, ma non dovevi, veramente. Su Veroli la penso come te, però noi siamo obbligati al presente. Ma non è un fatto di essere obbligati, è che se tu sui tuoi giovani non ci punti, ma ci puntano gli altri, è inutile. È assolutamente inutile. Ragazzi, se Sau non avesse fatto anni fa quella stagione fantasmagorica con la Juve Stabia, a quest'ora sarebbe ancora girovagando non si sa dove. La prima partita del Cagliari l'ho vista sopra Montemario vicino alla Madonnina. Ero salito su un albero, a quell'epoca l'Olimpico non era coperto. Bei tempi. Io invece la prima partita che ho visto del Cagliari, purtroppo per me, fu un Roma-Cagliari 5-1 per la Roma. Non è stato un bel debutto, e purtroppo quando vado a vedere il Cagliari allo stadio non vince mai. Non abbiamo mai vinto. Tutte le volte che sono andato allo stadio non abbiamo mai vinto. Vivi a Roma città o in provincia? Ho vissuto fino a un anno fa a Roma città. Abitavo a Roma Sud, precisamente alla Maiana, quartiere che a qualcuno dirà qualcosa, però ora abito in provincia di Roma. Tra l'altro non più a Roma Sud, ma ora sto a Roma Nord. Prima abitavo, tra virgolette, tra miliardi di virgolette, vicino a Trigoria. Ovviamente si parla in linea d'aria. Adesso ho praticamente Formello dietro casa. Prima il Sant'Elia, Cagliari Inter 2-2, Callon Muzzi e doppietta Ventola per l'Inter. Grande Fabrizio. Tra i giocatori che abbiamo preso quest'anno, qual è quello che ti ispira di più? Per il momento nessuno. Ma se te ne devo di uno, Zortea.
Ma non lo so, devo vedere ancora il Cagliari di Nicola. Devo vederli ancora all'opera. Però Miro, onestamente credo che 9 milioni per Gaetano siano un po' troppo. Anche il Napoli dovrebbero volare un po' basso. No, sinceramente per me la cifra è molto giusta in realtà. Per 9, cioè io 9 milioni per uno che in potenziale te ne può valere il doppio, se non il triplo, io ce li spendo, ma a chiusocchi proprio. Su Spazio Napoli dicono che il Cagliari ha fatto una prima offerta di 8 milioni per Gaetano, ma è stata rifiutata perché lo valutano 15. Non so se credere alla notizia o non so manco se no, 15 milioni lì è eccessivo, effettivamente. 15 milioni sì, è troppo. 9 milioni secondo me ci sta. Volevo chiederti cosa ne pensi delle altre due squadre che hanno promosso, ovvero Venezia e Parma. Ti sembrano ottime piazze? A livello di tifo credo che Parma sia nettamente superiore a Venezia, tralasciando perdere il Serie B, quella cazzata lì. Anche per storia, per cultura non c'è confronto. Parma si mangia Venezia. Però Venezia è un'ottima piazza che sta vivendo un momento di era d'oro, perché sta vivendo proprio nel momento perfetto in cui il calcio diventa anche moda, effettivamente. E quindi Venezia risalta ancora di più sotto questo punto di vista. Però mi intrigano tutti e due i progetti. A me sembra che si stia cercando di cambiare il trend col mercato. In che senso, Matte? Il video di un po' di giorni fa dove hai parlato di investire in un ipotetico progetto Cagliari Under 23, sì. Ah, e sono molto d'accordo su quello che hai detto. Grazie, ti ringrazio. Ti ringrazio. Secondo me è la cosa più logica. Però capisco anche chi mi dice, guarda, che comunque una squadra Under 23 ha dei costi importanti e tutto quanto. Se sono riusciti a valutare Ocoli 15, Gaetano ne vale almeno 30. Anche quello è vero. Però Ocoli, diciamo che lì hai la plusvalenza del fatto che, sebbene sia retrocesso con il Frosinone, lui è un giocatore di proprietà dell'Atalanta. L'Atalanta ha vinto l'Europa League, quindi sostanzialmente può permettersi di fare quel cazzo che gli pare con i cartellini dei propri giocatori. Credo a questo punto che se Mina non ci saluta e se prendiamo Gaetano, con una punta di Ponzola la squadra potrebbe essere completa. Sì, probabilmente sì. Secondo me andrebbe ancora puntellata, però va bene. Vabbè, padre, ma quando Gigi Riva tocca palla i romanisti possono solo star zitti, dai. Credo che si sia ritirato Resti. Pensi che vedremo la difesa a 3 quest'anno? L'ha confermato direttamente Nicola in conferenza stampa. Assolutamente sì. Vedremo la difesa a 3. Comunque io, ragazzi, dopo 38 minuti, io direi di andare a fare questi giochini un po' carini, un po' così. Tra l'altro... Ah, Luperto, ecco, qualcuno me l'ero dimenticato. Ovviamente qualcuno me lo dimentico sempre. Ok. Allora, andiamo a fare questi giochini carini. Mi metto di qua. Mi metto questo qui. Perfetto. E andiamo così. Allora, cerchiamo subito YouTube e andiamo a fare questo giochino carino. Eccolo qua, un giorno fa, eccolo. Ma è vero che Nicola vuole provare Zappa centrale in difesa? Mi auguro di no, me lo auguro fortemente. Allora, 90. Giusto. Fatemi sapere se voi sentite. Se sentite l'audio. 90. Giusto. Se sbagliavo quella su Caressa era veramente grave. Se l'audio è troppo alto, troppo basso, fatemi sapere.
Azidiago sarà la sorpresa di questo campionato. Io sinceramente non faccio fatica a crederci. Tralasciando i meme e tutto quanto, secondo me effettivamente potrà esserlo. Potrà esserlo veramente. Si sente bene, perfetto. Allora, andiamo a fare il gioco. Quiz, anzi, da 3 momenti famosi di quiz famosissimi. Il primo è passaparola, gioco finale, sono tutti Un giochi po' finali. basso. Il secondo sta lo tutto al prendiamo davanti massimo. un altro, e quindi quello che bisogna dire, lì sono fortissimo. È tutto al massimo. Le definizioni sbagliate sono fortissimo, fortissimo. E il terzo è l'eredità, con la quale mi Sì. la parola, l'abilità di rispondere, Dai, madonna. Passaparola, raga. Lettera A, giocatore che ha cambiato più squadre in Serie A. Giocatore che ha cambiato più squadre in Serie A. Oddio. Questa non ce l'ho. Nicola Moruso. Lettera B, Non ci sarei mai arrivato. attaccante del Milan nelle stagioni 2015-2017. Borini? Oddio, Borini? Può essere Borini? No, però mi sa che Borini era prima nel Milan. Ma io dico Borini. Passaparola. Lettera C, è soprannominato El Pelado. Oddio. E il pelato, raga. Perché mi è familiare sto soprannome? Il pelato. Oh, dovete giocare pure voi, raga. Mica gioco solo io, giochiamo tutti insieme. E il pelato mi è familiare. L'ho già sentito sto soprannome io. Passaparola pure io, non me. Corini. Beh, effettivamente ci sta. Il pelato. Oddio, a me mi è venuto in mente Cambiasso, ma non è il pelato, quello è il Ciucu. E il pelato. Niente. Passaparola, ma Io questa pure mi ha passaparola. Mi devo inventare qualcosa. Lettera D, ha giocato sia con il Chelsea che con il Galatasaray. Drogba. Kovacevic. La lettera è la D, come fa a essere Kovacevic? A parte che quello che voleva dire mi sa che era Kovacic. Forse. Oh, boh, non lo so. Comunque con la K è la lettera D. Rosso. Chi era? Drogba, lettera D. Porca miseria, Drogba. Ciao Rocco. Allora, lettera E, difensore campione d'Europa 2020. Difensore Emerson Palmieri. Europa 2020. Emerson Palmieri. Passaparola. Buonanotte Patri. Buonanotte. Lettera F, è stata promossa in Serie A per la prima volta nel 2015. Frosinone. Frosinone. Giusto. Lettera G, attaccante campione del mondo 82. Graziani. Non me lo sarei mai ricordato. Lettera H, è stato capocannoniere UEFA Champions League 2022. Holland. Passaparola. Lettera I, ha segnato un solo gol nel mondiale 2006 con l'Italia. Iaquinta. No. Aspetta, no, mi sa che Iaquinta non ha fatto. No. Come no? Contro il Ghana alla prima partita ha fatto gol. Allora. Ciao Guarda Rocco, sono stato a Cassino ieri, pensa. Ieri sono stato a Cassino, pensa un po'. Sembrano scontate, è vero. Credo sia Iaquinta. Inzaghi. È vero. Inzaghi ha segnato solo contro la Repubblica Ceca. Ma pure Iaquinta però.
Vabbè. Non è che lo dico così, alla fine non è che stavo da solo, stavo con la mia famiglia. Però comunque sono stato a Cassino. Poco dopo l'uscita dell'autostrada stavo. Ero andato ad un concessionario a vedere una macchina. Io Iaquinta me lo ricordo che ha segnato contro il Ghana, scusatemi, Io se non mi ricordo male segnarono Pirlo e Iaquinta. Ne sono fortemente convinto. E infatti Pirlo e Iaquinta. Ma evidentemente Iaquinta ha fatto anche altri gol. Poi tra l'altro ho scritto Gano. Mica ha scritto Ghana, Gano. Sì, non mi rompe le palle qua. Oh. Gironi e giornate. Vediamo un po' che ci dice. L'unica soluzione, evidentemente, Iaquinta ha fatto anche altri gol. Migliori marcatori, vediamo un po'. Mostra le statistiche. Perché se no non si spiega. La prossima volta la prossima volta se ci ripasso volentieri. E intanto qua tutti a 2 gol. Io volevo vedere solo quelli dell'Italia, però vabbè. Tra l'altro voi sicuramente non starete vedendo perché io lo metto proprio il minimo indispensabile. Oh, qua stiamo a un gol. Ora io sono convinto. Pure Iaquinta ha fatto un solo gol. Quindi ho detto giusto anch'io. Allora, famo così. Quanti gol ha fatto Iaquinta nel mondiale 2006? Un gol. E cazzo. Vedi che ci avevo preso. Inzaghi ha segnato contro la Repubblica Ceca, quello sì. Col famoso Barone che stava ancora aspettando. E infatti, bravo Roberto. Però pure Iaquinta ha fatto un gol solo, quindi c'ho ragione Duorte. Lettera L, portiere tedesco durante i mondiali 2006. Lehmann. Lettera M, portiere biondo ex Juve. Manninger. Biondo? Passa la parola. Lettera N, numero 8 del Cagliari 2023-24. Vabbè. Tra l'altro doppia N, Nathan Nandez. Vabbè, qui giochiamo proprio in casa, dai. Nandez. Lettera O, è soprannominato il Messi norvegese. Odegaard. Oh, non è Ostica. Ostica proprio Messi c'entra niente. Ho capito, quello dell'Arsenal. Passa parola. Odegaard. Lettera P, era soprannominato The Wall. P? P, anche lui. Oddio. Piqué forse. Pagliuca. Ah, Lettera Pagliuca. Q, Non ne avevo idea, questa non la sapevo, ma proprio zero. capocannoniere più anziano della Serie A. Quagliarella. Quagliarella. Lettera R, numero 81 del Napoli. Raspadori. Raspadori. Lettera S, Mario Haas ne è stato il capitano. Passa parola. Ma una squadra Mario Haas, ma che cazzo è? Stoccarda. Boh, mi sa di tedesco. italiana? No, Servette? no. Ho sbagliato. Sì.
Che è? Sturm Graz. Vatta a pesca o Sturm Graz, ma dai. Lettera T, allenatore che ha vinto più campionati di Serie A. Trapattoni. Trapattoni. Lettera U, difensore del Lille. Eccolo lì. Questa non la so, per esempio. Questa non ne ho idea. Non ne ho idea. Difensore del Lille con la U. Oddio. Un TT. Io dopo il Lecce ho perso le... pure a me mi è venuto in mente Ugarte, ma Ugarte non è un difensore, credo. Se non mi sbaglio è un centrocampista. E poi sta al Paris Saint-Germain. Non credo sia Ugarte. Forse può essere un TT, ma io dopo un TT a Lecce ho perso proprio le tracce. Udovivic. Ugo, nel dubbio è Ugo. Che cazzo è? Un TT? Bravo Gamer Pro. Sei un pro. Effettivamente sei un Gamer Pro. Io un TD non ci sarei mai arrivato. Ma mai nella vita. Lettera V, la squadra soprannominata è Leone Alato. Venezia. No, è italiana, è italiana. Italiana. Ancora Venezia. poca. Passo parola, poi. Lettera Z, allenatore che sostituì Hector Cooper sulla panchina dell'Inter. Zaccheroni. Giusto. Allora, andiamo ai No, passaparola. non la sapevo. Lettera B, attaccante del Milan nelle stagioni 15-17. Secondo me è Borini. Però non mi sembra... Cioè mi pare che Borini in realtà fosse stato prima al Milan. Perché io associo i giocatori... Oddio, Bacca. Lo sai, può essere che c'ha ragione, Pie? Perché io poi mi ricordo le maglie e mi sembrano che erano più vecchie quelle che c'aveva Borini. Borriello è troppo. Borriello? No, prima. Bacca. Ah, Bacca! Bacca, Bravo. bravo Pietro. Lettera C, è soprannominato il Pelado. Non lo so. Il pelato a me mi ricorda qualcuno, ma non mi viene in mente chi cazzo è. Chi cazzo è il pelato? Con la C. È Caceres. Ma vaffanculo. Ecco perché mi ricordava qualcuno. E infatti, Robè, ecco perché mi ricordava qualcuno. Non me ne veniva proprio in mente Caceres. Ah, è vero, è il contrario, Caceres è pelato. Lettera E, difensore campione d'Europa 2020. Ah, questo Emerson lo sapevo. Palmieri. Oh, Quelli dal passaparola. passa parola. Lettera H, è stato capocannoniere Champions League 2022. Holland. Questo è veramente grave, che non me lo ricordo. Holland. Giusto. Lettera M, portiere biondo ex Juve. Manninger. Io ce l'ho la chioma di Caceres. Gioco pure al Siena. Lo so, non mi viene Manninger, ma... Giusto. È Manninger. Ah. Lettera O, è soprannominato il Messi norvegese. Odegaard. Questo mi dà i nervi che non mi viene, per questo è proprio il blocco della fine stagione. Dell'Arsenal, dai, centrocampista dell'Arsenal. Odegaard. Odegaard, Odegaard, avevo detto prima forse. No. No, non è Ostica. Lettera V, la squadra soprannominata è il Leone Alato. Venezia. La Leonessa è a Brescia. Dopo regà famo pure tipo qualche quiz sul calcio, cose così. Venezia. Mi metto alla prova. Porca miseria. Venezia e abbiamo la Mi metto e vi metto alla prova. Fa lettera E. schifo sto passaparola. Abbiamo la lettera E,
Difensore campione d'Europa 2020. Sempre Emerson Com'è che non me lo Palmieri. ricordo? Ma io pure non me l'ero ricordato. Emerson Palmieri. Emerson, è vero, Emerson. Ho fatto un po' schifo, spero che voi abbiate fatto meglio. Allora, secondo gioco, salutiamo Paolo Bonolis. Avanti un altro, avrò due alternative, devo dire quella sbagliata. Tra le due Ok. alternative possibili. Come nella avanti un risposta alla altro, domanda. perfetto. Andiamo. Dai, va bene. Andiamo a Berlino, va bene. Destro o sinistro, con che piede calciava Fabio Cannavaro? Sinistro. Sinistro. Atalanta o Fiorentina, in quale squadra ha concluso la sua carriera Vieri? Fiorentina. Atalanta. Sbagliato. Ah, perché è chiuso veramente l'Atalanta, ritornare all'Atalanta. Sì. Ah. Destro o sinistro, con che piede calciava Fabio Cannavaro? Sinistro. Sinistro. Atalanta o Fiorentina. Fiorentina. Juve o Roma, chi vinse il campionato nel 2002? Roma. Milan o Real Madrid, chi ha vinto più Champions League? Milan. Piola o Totti, chi è il marcatore con più gol in Totti. Serie A? Mancini o Zaccheroni, chi ha sostituito Eriksson alla Lazio? Mancini. Rui Costa o Chiesa, chi ha Mancini. indossato la 10 nel 2000 nella Fiorentina? Chiesa. No, era Rui Costa. Ah no, Chiesa, giusto. Ah. Messi o Ronaldo, chi ha segnato più gol in Champions League? Messi. Werder Bremen o Shakhtar, chi ha vinto la Coppa UEFA nel 2009? Werder Brema. Werder Brema. Brasile o Germania, chi ha vinto i mondiali nel 2002? Germania. Germania. Riva o Meazza, chi ha segnato più gol con Meazza. la maglia dell'Italia? Meazza. Figo o Zidane, chi vinse il pallone d'oro nel 2000? Zidane. Zidane. Giardello o Henry, chi vinse la Scarpa d'oro nel 2002? Henry. Destro o sinistro, Non la sapevo. quale ginocchio si ruppe Ronaldo nel 2000? Sinistro. Sinistro. Torino o Genoa, quale squadra è nata prima? Torino. Torino. Zola o Di Canio, chi ha segnato più reti in Premier? Di Canio. Zola. 10 La segnale più Di Canio. Ho 11, sbagliato. quante volte è stato espulso Beppe? Non ho 10. sentito. 10 o 11, quante volte è stato espulso Beppe? Ma che cazzo ne so. 11. 10. Simone o Filippo, chi allena l'Inter? Filippo. Filippo. Cannavaro o Maldini, chi ha vinto il pallone d'oro? Maldini. Maldini. Aquila o Lupa, qual è il simbolo della Roma? Aquila. Aquila. 1990 o 91, quando esordì Fabio Caressa in telecronaca? Vabbè. 90. 90. Giusto. Che culo. Ho prese? Ho prese. No, qua Queste- alcune proprio alcune non le un paio a sapevo. culo, però le altre bene. Bravo, contento. Fabio. Questa è meglio dell'altra. dai. Mi hai rubato le parole Sono di contento. bocca. Se sbagliavo quella su Caressa era veramente grave. Dopo sai che Stavo famo? sbagliando perché comunque Lo sapete sono che famo suggerimenti dopo? di la verità. Che l'ha fatti È così. e mi gustavano un botto. Indovina il trasferimento. E anche il secondo gioco è andato, diciamo, per adesso. Quelli vi so faccio fighi. 5 sul primo, 7,5 sul secondo. Vai. Siamo arrivati al terzo gioco, quello a cui ti tengo di più, perché io sono un grandissimo, saluto Liorni, perché io sono un grandissimo mentre Sì, sì. Angolo sono un po' emozionato sta cosa. Vai. angolo o grado? Grado. Sbagliato. Bene. Perfetto. 15 secondi ogni volta che perdo. Meglio dei soldi comunque, 15 secondi. Tattica o tecnica? Tecnica. Tecnica. Giusto. Rete o porta? Porta. Porta. Misura o taglia? Misura. Taglia. Sbagliato. E dai. Rigore o rimessa? Rimessa. Rigore. Niente. C'ho già un'idea, Allora, una parola che si fa a tutte queste: calcio d'angolo, calciare in porta, la tecnica del calcio, il calcio di rigore. A rigor di logica mi verrebbe da dire calcio, però calcio, misura non mi dice niente. Calciare in porta, calcio d'angolo, la tecnica nel calcio, ma misura non riesco a trovare un collegamento.
Però vado spedito su calcio. Tiro. Però tiro d'angolo, il tiro di rigore è meglio di calcio, no? È più... suona meglio. Tiro suona male, calcio suona meglio. A rigor di logica secondo me è calcio, però c'è misura che proprio non mi dice niente misura. Tecnica di tiro, vabbè, tiro in porta. Misura del calcio, oddio, non è che mi dice granché. Voi che dite? Buonasera Marco, buonasera. Non lo so. Tra tiro e calcio io ti direi calcio. Tu resti su tiro, io resto su calcio. Però c'è quel... Qua quante so? 5. Semplicemente calcio. Allora sì, si va di calcio. Solo di... non mi viene... Però un'idea ce l'ho. Però faccio quello che... 3 livelli ci sono, questo è il livello facile. Ok. Anche voi l'avete individuata, cioè io penso che l'ha individuata, poi però diciamo che poi spero di averla individuata, insomma. Diciamo che è di porta, di rigore, tecnica, sta davanti. Secondo me la parola è area. Giusto. Grande! E misura? Che cazzo si collega con misura? Area angolo. L'area d'angolo. Che cazzo vuol dire? L'area tecnica, ok. L'area di rigore ci sto. L'area di porta ci sto. Ma misura e tecnica? Cioè misura e angolo? Verità, grande area. Questa però era quella facile. Ah, questa era quella facile. Ma vaffanculo, ma dai. Allora, seconda difficoltà media. Vediamo le parole. Calcio o pugno? Calcio. Pugno. Sbagliato. Bene. Gol o rigore? Gol. Gol. Vabbè, rigore è uscito prima. Molta o multa? Molta. Perfetto, io avrei sbagliato. Camera o foto? Camera. Foto. No, camera. Ok. Diretta o registrata? Registrata. Registrata. Diretta. Niente. Questo è più difficile. Multa e camera sono le due parole chiave. Io in genere vado sulla parola chiave. Cioè... Allora. Calcio. Gol. Multa. Camera. Diretta. Questa lo sai che ci sta? Cioè, se non fosse fatto da Caressa sto video, il pezzotto ci starebbe tantissimo come risposta. Non è una risposta così banale, Epi, È tanta roba. Allora. Calcio, gol, multa, camera e diretta. Se non ci fosse stata diretta, io avrei detto diretta. Diretta calcio, diretta gol, una però con multa. La camera diretta. E qua non ne ho idea. Sono sempre parole ovviamente ricollegate al calcio. E ok. Ma quali? Poi camera. No, io qua m'arrendo, qua non la so. Se riesco a capire, perché multa
Gol può essere con tutto, multa può essere con poche cose. Linea, però la linea, la camera non c'entra niente, la multa non c'entra niente. VAR mi sa de banale. Che delusione. Linea, però la multa è finito? Avrei detto linea, ma non è esatto. La parola era? Punizione. Ma con multa e camera che cazzo c'entra punizione, scusatemi. Ah, vero, perché multa, punizione, punizione. Ah, perché sono sinonimi. Diretta e camera? La camera di punizione è nelle carceri, la Una camera camera in cui vengono puniti i secondini per aver sbagliato. Ah, ok. Ma che cazzo, la camera di punizioni delle carceri? Ma chi ci sarebbe mai arrivato? Capito, cioè, no, quindi non necessariamente le definizioni possono essere legate alla parola, ok. Calcio di punizione, gol su punizione, la punizione è una multa e poi camera di punizione non ci sarei mai arrivato e punizione diretta la punizione a uno. Bravi, non ci sarei mai arrivato. Ma manco io, Fabien. All'eredità non li vogliono far vincere. Ma manco io, Fabien. Che mettono una parola impossibile, secondo me. Ma che cazzo ci sarebbe mai arrivato? Aiuto a casa e faccio venire De Grandis. Tanto è inutile che ti chiedo se vuoi giocare, certo che vuoi giocare. Giochiamo all'eredità. L'eredità. Il Sei pronto? disaiuto. No, l'aiuto. Non si è appassionato come me all'eredità, ma già ho fatto una figuraccia a quella centrale, questa è la più difficile. Terza manche, la più difficile. Dobbiamo scegliere le parole come all'eredità. Cazzo, già, le prime due già le abbiamo sbagliate, se questo è E poi con i difficile, cinque capirai. dobbiamo trovare la parola che collimi con tutto. Che le Che colleghi, sì. Allora, partiamo, prime due parole. Chiave o porta? Chiave. Ah, devi scegliere, vabbè, qua è Chiave? a culo, no? Sì. Che dici? Chiave. Chiave. Giusto. Hai visto? Ponte o strada? Ponte. Ponte. Giusto. Te la senti, sei ispirato. Società o proprietà? Proprietà. Proprietà? Proprietà. Giusto. Proviamo tutta l'eredità, Non dividiamo niente. No, è che purtroppo abbiamo solo secondi. Speravi che te pagassi. No, qua la scena è epica. Ma me sta brutti. Come sai, quando ti chiamo io non c'è mai una lira. Cerimonia o rito? Rito. Avrei detto pure io rito. Nazione o Stato? Stato. Stato. Abbiamo preso tutto. Perché Stato vuol dire tante cose, no? Sì. Ragioniamo insieme. Allora. Allora, io una ce l'ho, però mi manca sempre una parola, che è ponte. Perché per le altre mi si collega, che è passaggio. L'unica cosa che mi viene in mente, perché il passaggio chiave dell'azione, che può essere per esempio l'assist, con ponte, passaggio del ponte, che cazzo ne so, passaggio di proprietà, rito di passaggio e passaggio di stato. Pure passaggio di stato non è che ci abbia tutto sto gran senso, però se no altre. Il ponte è un mezzo di passaggio, sì, però mi sembra un po' banalotta come cosa, che ci può sta anche, però te piante in mente niente, a voi ragazzi? Passaggio ponte in traghetto. Ah, passaggio di stato nel senso da solido a liquido. Beh, ci può stare, visto che prima hanno fatto quel coso delle carceri, la camera di punizione, ma dove vanno a menare i secondini, ma che cazzo è? Quindi sì, allora passaggio ci sta. E una facile è casa, perché chiave di casa, proprietà di casa, però Il rito della casa sta
però è un po' banale. Secondo me è passaggio di proprietà. Ma a rito casa di che cazzo ci passaggio. azzecca col calcio? Però passaggio stato Passaggio stato, passaggio di stato, passato di passaggio, no. Passaggio di chiave no, pure c'entra poco. Passaggio sul ponte, certo, però insomma un po' forzato. Non è passaggio di chiave, è passaggio chiave. Ah, vedi che non ci ho pensato solo io però, eh? Attenzione, il buon Fabio mi copia, eh? proprietà civile, stato civile, rito civile, già ci siamo. Sì, chiave civile però. Però abbiamo detto deve avere a che fare col calcio, no? In qualche modo. Ah sì? Eh sì. E però il passaggio ha a che fare con il calcio. Minchia. Presentazione di rito. Un pochino. Cioè, come si dice? C'è il rito di qualcosa, no? Sì, il rito, per esempio il rito di passaggio esiste, però cioè quando c'è una cosa che tu dici è una... Però passaggio c'entra col calcio, non è... Sì, il passaggio c'entra col calcio, però passaggio di stato, perché il passaggio di proprietà c'è, il passaggio sul ponte. Riserva. Ah, costato ci sta. Coproprietà, bene o male, ci sta. La chiave di riserva ci sta, ma ponte e rito, riserva, non mi suona benissimo. Io sono abbastanza convinto di passaggio. Sì, io vado col passaggio, ormai ho deciso. Vietato il passaggio, divieto, stato che- di passaggio. però il passaggio della chiave che quella che facevamo io e te quando ce le perdevamo, il passaggio della chiave, c'è sempre. Finito, dai, mettiamo passaggio. Passaggio, e passaggio! E andiamo! Però non so dirle tutte, allora, passaggio ponte, passaggio proprietario, rito di passaggio, lo capisco. Passaggio chiave di una storia. Ah, il passaggio chiave, giusto. Passaggio chiave. Ah, passaggio chiave di una storia. Io l'ho interpretato proprio in tutt'altra maniera. Però vabbè. Allora, io direi, ragazzi, ce l'andiamo a fare un indovina il trasferimento. Io penso che in questo gioco farò veramente cagare. Facciamo questo qua. Levo pure il volume, non si sa mai per il copyright, eccetera, eccetera. Ho a disposizione 10 secondi, ma noi ce ne sbattiamo il cazzo perché blocchiamo il video. Vediamo un po'. Ajax, Tottenham, Eriksen. Dai, no, prova a seguire le regole, dai. Eriksen. Questo è Eriksen. Tra l'altro, Cristo Dio. Ma... no, sono andato avanti. Vogliamo scontornare qua il logo del Manchester United, che sto bianco non si può vedere? Lo togliamo, per favore, che a me ste cose da grafico mi danno un urto bestiale. Grazie, gentilissimi. Comunque il primo l'abbiamo preso. Atalanta, Parma, Juventus, Tottenham. Oddio, Kulusevski. Dovrebbe essere Kulusevski. Mamma mia. Ciao David. E vabbè, Ibra. Questo è Ibra. Non lo so. E beh. Pedro. Questo è Pedro. Decisamente Pedro. Dzeko. Edin Dzeko. Dzeko. Oddio. Qua devo bloccare. Bayern Monaco. Hoffenheim. Di nuovo Bayern Monaco e ora Real Madrid. Cross. Tony Cross. È l'unico che mi viene in mente che passa dal Bayern Monaco a Real Madrid.
È l'unico. Porca troia Alaba. Porca troia, è vero Alaba. Mi ero completamente dimenticato di Alaba. Completamente. Vabbè, erano due le opzioni praticamente. No, c'è pure Ames, però non, Ames Rodriguez, però non mi ricordo se aveva fatto Real Madrid Bayern Monaco oppure Bayern Monaco Real Madrid. Vabbè. Di Maria. Questo è Di Maria. Frecci pensavo che erano stemmata a Juve. Mamma mia quanto sei brutto Di Maria. No, che è Lozano. Questo è Mertens. Dries Mertens. Ciruzzo Mertens. E infatti Bruno Fernandes. Che giocatore pure questo. Suarez. Questo è Suarez sicuro. Tralasciando il Groningen che non me lo ricordavo, tutte le altre coincidono. E infatti Siviglia, Real Madrid, Sergio Ramos. Manca il Siviglia però. Non è aggiornatissimo sto coso. Metz, Genk, Napoli, Chelsea. Koulibaly. Kalidou Koulibaly. E questo è per forza quello che volevo dire prima, Lozano. Pachuca. Chi può essere passato dal Messico? Solo uno che è messicano. Hamburgo, Leverkusen, Milan, Inter. Çalhanoğlu? Oddio, chi è passato dal Dortmund all'Inter? Chi cazzo è che è passato dal Dortmund all'Inter? Cazzo, è vero, Hakimi. È vero. Me l'ero completamente dimenticato Hakimi al Dortmund. Vabbè, questo è Cerci. No, che cazzo dico Cerci? Cerci mica... Questo è Immobile, che Cerci? Che cazzo dico Cerci? Immobile. Hakimi al Dortmund me l'ero completamente dimenticato. No, l'ho mandato indietro, non volevo. Club polacco, sicuro. Bayer Leverkusen, Asburgo, Ajax, Napoli, Olympique Marsiglia, Juventus. Ajax, Napoli. Napoli, Marsiglia. Marsiglia, Juve. Non mi dice niente. Milik. Oddio, lo sai che può essere. Però non mi ricordavo minimamente che Milik venisse dall'Ajax, se è così. Non me lo ricordavo minimamente. Sanchez. Questo è Alexis Sanchez. Liverpool City. Sterling. Raheem Sterling. Oh yes. Lione, Barcellona, Lecce. Un TT. Shakhtar, Dortmund, United, Arsenal,
Mkhitaryan. Mkhitaryan. Ecco l'armeno che va come un treno, è Mkhitaryan. Real Madrid, Porto, Real Madrid e United. Casemiro. Ok, ok. Me la sto cavando meglio di quanto credessi. De Paul. Rodrigo De Paul, giocatore per cui io sbavavo. Chelsea, Aston Villa, Chelsea, Roma. Abraham. Tammy Abraham. Pensavo di andare molto peggio, sapevate? Convinto di andare molto peggio. Atalanta, Cesena, Atalanta, Milan, Barcellona. Che cazzo è Zambrotta? Ma ha giocato al Cesena Zambrotta? Oddio che sì. È vero, perché Zambrotta è andato dopo al Milan. Prima è andato al Barcellona e dopo al Milan. Questo vabbè è Dybala. Ma che sia al Cesena io lo avevo rimosso, ragazzi. Sì, questo è Dybala sicuro, ma che sì, prima mi ha sconvolto. Non me lo ricordavo minimamente al Cesena. Vlahovic. Abbastanza easy. PSV, United, Lione, Barcellona e Griezmann. No. No, perché se no sarebbe la Real United, Lione, Barcellona. Depay. Depay. Questo è Depay. E infatti pure lui è il giocatore per cui stravedo. Fiorentina, Cagliari e Simeone. Questo è Simeone per forza di cose. Esiste un numero... addirittura, Sergio. Lille, Liverpool, Werder Brema, Liverpool... Origi? Origi? Liverpool, Milan. Per forza Origi. Palmeiras, Manchester City, Gabriel Jesus. Dai, almeno una penso l'avrà indovinata. Ajax, Barcellona, Milan. Che cazzo è? Bojan. Serginho Dest. Vattela a ricordà. Serginho Dest non lo avrei mai detto. Ne facciamo un altro, ragazzi? Ne vogliamo fare un altro? E poi chiudiamo perché siamo quasi a un'ora e mezza. Che dite? Che giochino facciamo? E poi tra l'altro fatemi sapere se vi piace questo tipo di contenuto, che magari in live lo facciamo più spesso. Allora, indovina i loghi. Questo sono abbastanza bravo. Devo essere sincero, i loghi me li ricordo. Quale vogliamo fare? Qui abbiamo altri indovina al trasferimento. Il gioco di Transfer Market su Google. Si può fare anche quello volendo. Quello che mi intriga di più è questo. E sono sicuro che qua farò schifo, probabilmente. Possiamo fare prima questo e poi chiudiamo con quello di Transfer Market, che tanto sono sicuro durerà pochissimo. Anzi, facciamo prima quello di Transfer Market. No, forse ce l'ho salvati qua già tra i giochi. No, non ce l'ho salvati. Perfetto. Vabbè, rivai qui, Transfer Market. Un po' lentino oggi. Tiki Takato. Tiki Takato è figo, ma sono una pippa. Ci ho già provato a giocare,
Ma sono una pippa immane perché non mi vengono in mente i giocatori. Quello ce l'ho salvato qua sui giochi. Eccolo. E c'ho pure Who Are You, Serie A. Allora, gaming. Dai, facciamo quello di trasfermare. La prossima volta facciamo Tiki Takato. Promesso. La prossima live facciamo Tiki Takato. Accetta la sfida. Facciamo Serie A, ragazzi, perché del mondo proprio non ne ho idea. Facciamo principiante perché... Allora, buongiorno. Vale più o meno di Posh? Più. E beh, più. Reteghi meno. Minchia, 16 milioni Reteghi. Azzope. McKenny. Questo è tricky, Secondo me poco di meno, perché è calato un po' il valore di McKenny, però potrebbe essere lo stesso identico valore di mercato, quindi o più alto o più basso andrebbe bene comunque. Io me la rischierei su più basso, voi che dite? Perché secondo me il valore di McKenny un po' è calato, però se non sbaglio il valore di McKenny prima stava sui 20-30 milioni. Quindi potrebbe essere calato, ma essere comunque più alto di quello di Reteghi. Secondo te di più? Sono indeciso, raga, sono indeciso. Più o meno, più o meno. Io direi di meno. Non lo so, tanto spengo qua che tanto è inutile. Basta. E niente, perfetto. Finito, il mio valore di mercato è 10 euro, ragazzi, mi potete comprare nei migliori negozi. Perfetto, sapevo che sarebbe durato molto poco il gioco di Transfer Market. Perfetto. Dai, chiudiamo con questo e poi la prossima volta facciamo Tiki Takato, che è molto figo. Allora, Argentina, centrocampista centrale, Liverpool, McAllister, credo. Ok. Tra l'altro, piccola nota a margine. Io non mi ricordo un cazzo, cioè, tralasciando non mi ricordo un cazzo. Io sui giocatori più recenti non so assolutamente nulla. Quindi metto proprio le mani avanti. Turchia, sempre centrocampista centrale. Inter, Çalhanoğlu, 20, stavo per di 22. Inglese, centrale difensivo, Manchester City, Stones. Ok, faccia da fattissimo. Olandese, attaccante centrale, Depay. Inglese, alla sinistra Arsenal, Saka. No, Smith Rowe. Perfetto, benissimo. Germania, trequartista, De Bruyne. Che De Bruyne? Wirtz. Dovrebbe essere Wirtz, sì. Brutto quanta la fame comunque. Spagna, alla sinistra Ansu Fati o Yamal. Ferran Torres, giustamente. Mi ero scordato l'esistenza di Ferran Torres. Francese, alla destra Dembélé, Ousmane Dembélé, credo. Sì. Germania, centrocampista centrale del Bayern Monaco col numero 8, non mi viene. Goretzka. Nella mia mente si era palesato solo Müller. Svedese, attaccante, Newcastle, Isaac.
Anche perché è l'unico attaccante che mi viene in mente, quindi. Olandese, attenzione. Trequartista. Lipsia e Xavi Simons. Ok. Senegal. Mané. Tu mi fai vedere Senegal. Che cazzo è? Non lo... questo vi giuro ragazzi non lo conoscevo. Chi cazzo è Nicholas Jackson? Mi credete se vi dico che è la prima volta che lo vedo? Nicholas Jackson. Mai sentito. Ma mai sentito nella vita proprio. Galles. Right wing, Tottenham, come si chiama? Con la J, quello con la J? Brennan Johnson. Con la J mi è venuto qualcosa, ma più di lì non andava avanti. Attaccante danese. Højlund. Ex Villarreal. Non lo conoscevo. Ti giuro non lo conoscevo. Pulisic. Così mi fai vedere una bandiera americana. Alla destra, attenzione. Vabbè. Io ho un debole per Pulisic. Mi piace troppo. Spagna. Yamal. No. Carval. Fran Garcia. No, anche perché Carval è poi è terzino destro, non è terzino sinistro. Ghana. Nico Williams. No. Non è Nico Williams. Kudus. Ne ignoro l'esistenza. Brasile. Vinicius. Alla destra. Barcellona. E quindi è coso, Rafinha. Rafinha. Dai, qualcosa lo sto azzeccando. Inghilterra. Centrocampista difensivo dell'Arsenal. Non ne ho idea. 40... Rice, cazzo. L'ho detto in tempo, VAR, l'ho detto in tempo, siete testimoni. Belgio. Alla destra. Del City. Doku. Che sia Doku, Jeremy Doku. Ok. Inghilterra di nuovo. Trequartista del Liverpool. Con il 19 non mi viene in mente niente. Elliott. Ok. L'avevo intuito ma non mi è venuto in mente. Argentina. Centrocampista. De Paul. Questo è De Paul. Francia. LM. Ok. E Teo Hernandez. E Lucas Hernandez. No, che cazzo è? Coman. È vero. Era left midfielder. Ungheria. E Soboslai. Per forza. Non è che ci stanno tanti ungheresi famosi. Inghilterra, ancora. Tutti Inghilterra. Left midfielder. Che cazzo è? Sancho? Ok. Tra l'altro c'ho la maglia dello United di Sancho io. Italia. Barella. Nicolò Barella. Diciamo che l'abbiamo conosciuto questo giocatore. Cristiano Ronaldo, così. No, decisamente no. Quello che è stato pure al Milan, Diogo Dalot. Non mi veniva. Francia. Kanté. No. Tchouaméni.
E basta con Inghilterra, sempre gli stessi. Kane. No. E Watkins. Ma tutti inglesi però so, che palle. Spagna. Yamal. No. Nico Williams. Può essere? Nico Williams. Sembra un alieno. Hakimi. Right back. Paris Saint-Germain. Vedo la bandiera del Marocco. Subito Hakimi. Ah, non agno il microfono, raga. Faccio tipo quello di Un giorno in pretura. Argentina. Left wing. Messi? No. E Garnacho? Può essere? Sì. Tra l'altro lui è argentino che trollata a Ronaldo, fa ride come cosa. Turchia, trequartista, Arda Güler, giocatore fenomenale. Io sono innamorato, proprio pazzo alla follia di Arda Güler. L'ho visto al Fenerbahce, mi fomenta proprio. Beh, cazzo, mi piace sì Yamal. Right midfielder from Chelsea, I don't know who is it. I really don't know who is it. Col Palmer. Non l'avrei mai indovinato. Algeria, Marez. No, Benasser. E infatti mediano. La malla mi piace sì. Giappone. Attenzione. Left midfielder. E come cazzo si chiama? No, Kubo. No, Minamino. Non mi viene in mente quello del Brighton giapponese. Non mi viene in mente il nome. Con la O mi pare comincia. Sono andato indietro. Ito. Ecco. Era sempre una vocale. No, Ito, Mitoma, è vero. Mitoma, è vero. È vero. Mané. No, non è Mané. Diaby? Che cazzo ne so, ho sparato un cognome a caso. Sar, perfetto. Non conosco altri cognomi del Senegal. Portogallo. Right back from Barça. Balde. No, non si sa chi è. Perfetto, ragazzi. Ma subito, prima di subito. Emalele, prima di subito farei lo scambio. Prima di subito. Comunque, ragazzi, abbiamo fatto praticamente 1 ora e 40 di live. Secondo me una bella live, mi è piaciuta veramente tanto, è da rifare. Fatemi sapere se a voi è piaciuta. A me è piaciuta veramente tanto. E niente, io vi ringrazio per aver partecipato. Alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, parlare un po' di Cagliari. Sì, molto belli questi giochi, intrigano molto. Ed è da rifare. Quindi magari su un'altra piattaforma, magari alternate a delle live in cui giochiamo a giochi tipo Football Manager. Se devi fare il video delle maglie ti consiglio Football Kit Archive. Guarda qua, caro, che ti faccio vedere. Se io vado su altro, qui ho salvato proprio Football Kit Archive. Quindi vai tranquillo che è un sito che conosco benissimo. Infatti se riesco è da qui che prendo le foto delle maglie. Tra l'altro spero abbiano inserita la seconda del Cagliari. Credo di sì, essendo uscita. Sì, l'hanno inserita, perfetto. Io la devo scaricare, la foto della maglia. Solo che qui si vedono veramente di merda. Devo scaricarlo.
da qualche altra parte. Comunque ragazzi, io vi ringrazio per aver partecipato. Amiro, una domanda: domani l'amichevole del Cagliari la vedi oppure e poi fai il post partita oppure no? Non la vedrò perché purtroppo in quell'orario lavorerò, quindi non la potrò vedere. Proverò a vederla, però non mi assicuro nulla. Domani sarà una giornata comunque abbastanza impegnativa al lavoro, perché la mattina noi avremo lo scarico delle sigarette e poi, essendo giovedì giorno d'estrazione per il lotto, Super Enalotto e quant'altro, sarà una giornata abbastanza piena di impegni e di lavoro, quindi mi sarà veramente difficile seguire la partita. Quindi non usciranno video post partita. Proverò a guardarla, al limite proverò a recuperarla, però di certo non uscirà il video post partita, di quello poco ma sicuro. E niente ragazzi, detto questo, io vi ringrazio per aver partecipato per la terza volta, vi mando un bacione, sempre Forza Casseddu, e noi ci vediamo alla prossima. Buonanotte regà.